all'ospedale. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti sul fronte della cronaca dal Veneto, ma l'approfondimento che ora trattiamo in questa prima parte del nostro telegiornale riguarda le problematiche dell'adolescenza e quanto sta accadendo, lo testimoniano appunto le numerose notizie di cronaca di questi giorni, a tanti ragazzi del nostro territorio. Per questo ringrazio per essere con noi in collegamento il dottor Michele Orlando, psicologo e psicoterapeuta, consigliere dell'Ordine degli Psicologi del Veneto ed esperto in problematiche dell'adolescenza. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'invito. Allora, sicuramente insomma in questi ultimi giorni ha tenuto banco un po' in tutti i telegiornali la notizia di queste bande di ragazzi che riescono anche a tenere sotto scacco insomma intere città, centinaia di giovani che attraverso i social si chiamano e si trovano per assistere a delle risse, a dei litigi. Ci sono anche parecchie ragazze giovanissime che partecipano appunto a questi, chiamiamoli così, insomma, raduni, non saprei nemmeno come definirli, e altri episodi anche, l'abbiamo visto nel nostro TG di Treviso di ieri sera per esempio, di ragazzi che nel cuore della notte si trovano per correre in auto, bevono, insomma sembra di trovarsi di fronte a qualcosa di diverso, diciamo, rispetto alle normali bravate che i giovani possono, come dire, affrontare in questo periodo. C'entra il lockdown, c'entra questa fase difficile che abbiamo vissuto. Che cosa sta succedendo ai nostri giovani, dottore? Allora, in realtà è un discorso molto complesso, nel senso che possiamo vedere qualcosa in merito la situazione Covid, a quanto sta succedendo in questo periodo all'interno della società, all'interno dei territori. Mi viene da pensare, nel momento in cui vedo questi articoli, che leggo quello che si stava riportando, che non è altro che la riproposizione, l'espressione di un disagio. Gli adolescenti hanno diversi modi per esprimere il disagio, questi sono quelli che diciamo salta di più ai fini della comunità. Da questo punto di vista le modalità in cui lo esprimono sono le più svariate, tra le situazioni di psicopatologie importanti, disturbi del comportamento alimentare, suicidi, un altissimo tasso di adolescente, e quello delle modalità aggressive, delinquenziali, se vogliamo chiamarle così, piuttosto che di agiti fuori dalla norma, è una delle modalità, e non è nemmeno così nuova, nel senso, per questo io capisco in parte il discorso Covid e quello che sta accadendo. Io ricordo i fatti di cronaca, io sono veronese, ricordo i fatti di cronaca che hanno investito la nostra città negli anni passati, dove già allora c'erano delle modalità in cui i ragazzi si davano appuntamento per Verona per determinati atti di questa tipologia qua, e quindi si sta riproponendo. Ecco, quello che stupisce è, dottore, no, mi scusi, è che si trovino con una velocità incredibile davvero centinaia e centinaia di giovani, e parliamo alcuni veramente di giovanissimi, di ragazzi di 14, 15, 16 anni, no? Sì, loro hanno dei canali di comunicazione, dei gruppi dedicati che sfuggono anche ai nostri. Ormai io dico che Facebook è più è quasi anziano per loro come tipo di social network, utilizzano altri strumenti, altri canali, creano dei gruppi nei quali si contattano, si mettono d'accordo e vanno in giro, poi si danno appuntamento in uno specifico luogo e possono combinare determinati atti, ecco. E questo perché sta accadendo, a mio avviso? Perché è mancato per un lungo periodo una sorta di funzione di prevenzione, di sentinella, di allarme sul territorio, che è quella della scuola. Nel momento in cui con il lockdown, con la scuola a domicilio, chiamiamola così, con questi collegamenti, viene meno quello che è il contatto, la relazione con i compagni, con gli insegnanti, con figure adulte di riferimento, con professionisti che vivono nelle scuole, viene meno la possibilità di riuscire a trovare questi segnali, di riuscire a coglierli, e quindi in automatico si generano e continuano a crescere perché sono rinchiusi in quei gruppi. Loro è all'interno di quei gruppi che ovviamente hanno nuove idee, piuttosto che aumenta il loro desiderio di fare determinate cose.
in una società come questa, che stiamo vedendo tutti ogni giorno sui giornali, nelle televisioni e quant'altro, che è in tumulto. È una società che in questo periodo è in tumulto, è agitata, fa fatica a trovare in alcuni casi una sorta di bussolo di tranquillità per ritrovare la pace. Ecco. Non so quanto siano diverse alcune situazioni di questi ragazzi rispetto a alcune situazioni di adulti a volte, ecco. Quindi veramente si sta affrontando una questione che è molto larga e molto ampia e per il quale servirebbero interventi di un certo livello strutturati. Ecco, la scuola, il ruolo della scuola quindi sicuramente è fondamentale, speriamo naturalmente che questo anno scolastico appena iniziato sia per tutta la durata, insomma, delle lezioni in presenza e che quindi l'andamento della pandemia non costringa a ritornare in DAD, insomma a tutti i livelli si sta lavorando proprio perché questo non accada, ma secondo lei, dottore, qual è il ruolo della famiglia? Perché in molti stanno anche puntando il dito sulla famiglia, sui genitori, perché è chiaro, insomma, che il ruolo educativo non può essere scaricato solo ed esclusivamente sulla scuola, no? No, no. Il ruolo educativo con l'adolescente è diciamo parcellizzato, ok? Usiamo questo termine. Viene preso in mano da più persone perché sono tutte figure che ruotano intorno al ragazzo. La prima è quella dei genitori, diciamo, le prime figure sono quelle genitoriali, il primo luogo è quello del domicilio. Situazioni di questa tipologia qua che si sono sempre riscontrate in un ambito come quello domiciliare, dove l'adolescente in primis sperimenta quella che è il distacco, quello che è la sua fase, chiamiamola anche di ribellione se vogliamo, piuttosto che di innovazione che può avere il ragazzo, e all'interno della casa la può sperimentare entrando anche nel contrasto con la famiglia. Ecco, se la famiglia vive questa tipologia di contrasto non nella maniera della crescita, dell'evoluzione del ragazzo, ma più come una contrapposizione a quello che è il loro ruolo puro, si rischiano di creare poi quelle divergenze, quelle distanze tra i genitori e il figlio. Una delle cose che mi è capitato di anche riportare più di una volta in incontri appunto per la genitorialità, durante il periodo Covid, che è stato uno dei momenti più complessi, tutti chiusi nella stessa casa, questi ragazzi che non potevano sperimentare quello che è adatto anche alla loro età, si trovavano a vivere delle conflittualità importantissime e l'unico modo per superare queste conflittualità era la contrattualizzazione. Io spiegavo ai genitori che bisognava trovare la modalità per contrattare con il ragazzo quelli che sono gli spazi dell'uno e dell'altro, fin dove possiamo fare l'uno e l'altro, ma restare nel dialogo, restare nella relazione col ragazzo, cosa che già a volte può non accadere, ma che durante il periodo del Covid, tutti rinchiusi, ha acutizzato alcune situazioni. Ecco, quindi diciamo in questo momento che consiglio si sente lei di dare ai genitori che magari sono preoccupati per quanto sta accadendo ai propri figli? Il primo consiglio che do sempre è di riuscire a trovare delle modalità di dialogo con il figlio. Questo è il primo in assoluto. Qualora non ci fosse alcun tipo di possibilità, magari con lui, insieme a lui, trovare le persone, le figure, le mediazioni migliori, perché è un rapporto ed è un percorso che si fa insieme, cioè si sta crescendo comunque, come l'adolescente cresce ed evolve, ma anche il genitore cresce ed evolve in quel momento insieme al proprio figlio, e quindi è un percorso che va fatto in contemporanea, va fatto messo insieme, va restituito anche ai ragazzi, che diventa quindi anche una responsabilizzazione, quello che è il loro ruolo all'interno della famiglia e quindi quello che può essere il loro ruolo nella società e nella crescita che loro stanno avendo. Ecco, quali sono, dottore, i campanelli d'allarme che possono far presagire che dietro di questo ci sia un disagio più profondo, un qualcosa di più profondo? Allora, dipende spesso anche dalla tipologia poi di espressione del disagio. Prima avevo nominato anche i disturbi del comportamento alimentare, che sono stati molto importanti, e gli ultimi articoli stanno facendo notare come ci sono sempre più ragazzi e ragazze che ne stanno soffrendo. Quindi tra i primi segnali di disagio è l'isolamento del ragazzo, e questo è importantissimo, riuscire a non entrare più in una comunicazione, in una relazione con la famiglia, non essere più presente
non dico fisicamente, ma nella relazione con loro. E poi quelli che possono essere nuovi passatempi, nuovi incontri, nuove aperture che sta facendo verso un mondo, magari verso situazioni che sono del tutto ignote o che possono risultare alquanto diverse, ecco, rispetto al passato. Un altro segnale potrebbe essere anche l'espressione di rabbia a volte all'interno della famiglia, cioè come esprime questo ragazzo la rabbia, che è sana, ok, nell'adolescente, ma comunque in qualsiasi persona un'espressione sana di rabbia è parte della propria linfa vitale, e se questa espressione di rabbia non è più fatta in maniera sana, quindi diventa solo puro contrasto, solo pura violenza o quant'altro, quello diventa un segnale importante, al pari dell'isolamento molto forte, perché i ragazzi hanno bisogno di isolarsi e chiudersi anche nei loro spazi, ma quando diventa eccessivo, quello diventa veramente un segnale di riscontro importante. Ecco, lei all'inizio, dottore, parlava della scuola e del ruolo fondamentale della scuola e del ruolo fondamentale della mancanza della scuola in presenza in quanto si sta verificando. Ora che i ragazzi sono tornati in classe, speriamo naturalmente che continuino a rimanerci, che cosa deve fare la scuola? Cioè come deve approcciarsi anche la scuola di fronte a questa situazione che evidentemente è diversa rispetto a quella del passato? Allora, da questo punto di vista io ho più di una risposta, mettiamo così. La prima è ripotenziare, ridare in mano ai docenti anche il loro ruolo educativo, perché il docente non ha soltanto un ruolo di insegnamento di nozioni, ma anche e soprattutto un ruolo educativo. La scuola è uno spazio anche pedagogico ed educativo. E già questo potrebbe essere un primo modo, perché è un modo diverso di approcciarsi al ragazzo. Non è più un rapporto, diciamo, di io che do a te, ma è di confronto e di relazione anche all'interno. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la scuola riesca a inserire all'interno degli istituti, e noi come ordine da quel punto di vista stiamo lavorando con la regione, con i rappresentanti dei presidi di istituto, figure come lo psicologo che possono supportare i consigli scolastici, che possono incontrare questi ragazzi, che possono incontrare le famiglie, che possono accompagnare tutte quelle situazioni complesse o meno complesse, o semplicemente agire in prevenzione per potenziare il benessere di queste persone. Ecco, quindi c'è un lavoro da fare anche in questo senso, no, dottore? Quindi voi come psicologi, come ordine degli psicologi, siete anche coinvolti in prima persona, dicevano. Come vi state organizzando? Allora, noi da ormai diverso tempo stiamo incontrando i rappresentanti degli istituti scolastici, i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo incontrato anche l'assessore alcuni mesi fa con l'intento appunto di attivare delle iniziative intanto di formazione e accompagnamento per i presidi, per gli istituti scolastici, e per potenziare quello che è stato il primo passaggio fatto dal governo lo scorso anno di voucher, o meglio di uno stanziamento per gli psicologi all'interno delle scuole, far sì che la regione possa potenziare quell'aspetto e soprattutto che questo venga fatto con professionisti. Ecco, noi un'altra modalità su cui stiamo lavorando, un'altra strada su cui stiamo lavorando, e questo lo facciamo strettamente con gli istituti, con i comuni e altre istituzioni, è che all'interno poi degli istituti scolastici vengano inseriti professionisti come gli psicologi che sono formati, e non altre figure che a volte per altre modalità entrano e non sempre possono andare a prendere determinate situazioni, possono leggere nella complessità l'individuo o la società. Ecco, dottore, lei parlava prima di disturbi del comportamento alimentare, che sono uno forse dei segnali che maggiormente stanno balzando agli occhi in questo periodo. È vero che c'è stato anche un aumento degli episodi di bullismo nei confronti di ragazzi magari più deboli? Lo state riscontrando nella vostra pratica? Allora, noi lo stiamo vedendo un po' perché ci viene riportato anche dai docenti, dagli istituti, notiamo gli articoli che stanno emergendo, magari i ragazzi con cui lavoriamo. Io lavoro con gli adolescenti ormai da diversi anni e mi ritrovo a vivere situazioni, o meglio a scoprire situazioni anche molto complesse appunto di bullismo. In quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni si era già attivato quel forte fenomeno del body shaming proprio dato dall'esposizione social, dalle fotografie e quant'altro, cosa che magari prima esisteva ma in una forma minore. Ora con
un aumento anche di alcuni agiti di tipo aggressivo piuttosto che altro, questi fenomeni stanno aumentando, e qui diciamo tutti possiamo intervenire. Per quello dicevo il ruolo educativo che può avere la famiglia, il ruolo educativo che può avere la scuola, che possono avere i professionisti da questo punto di vista, che va oltre al trattamento della possibile psicopatologia o quant'altro, perché va a prendere nella globalità la persona anche in un esercizio di quella che è la sua vita. Certo, io la ringrazio dottore per essere stato con noi e per averci aiutato insomma, a capire e a far luce su alcuni aspetti che stanno appunto interessando il mondo giovanile in questo difficile momento che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando. Grazie a Michele Orlando, consigliere dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon proseguimento. Grazie, grazie. Allora,